Tutto rigorosamente online per ognuno dei 573 candidati che hanno sostenuto la prova d'ingresso a medicina e veterinaria nella prima giornata del nuovo test a Padova. A salutare gli studenti la rettrice del BO, Daniela Mapelli. La prima novità è che, a differenza degli anni passati, i ragazzi non si giocheranno tutto in un giorno solo, ma avranno la possibilità fino a 4 prove all'anno, in 2 anni, scusate, e quindi poi si sceglierà quello che è il punteggio migliore per poi iscriversi alla graduatoria, quindi al concorso nazionale, e questa è un'altra novità, che quindi quest'anno avverrà prima degli anni precedenti. Tutti in aula a ottobre, quindi i candidati che supereranno la prova, la cui classifica finale sarà pubblicata dal Ministero il 5 settembre. Ragazzi motivati e preparati. Sono di Gorgo Monticano, vicino a Lerzo. Sono all'ultimo anno e questa è la prima volta che provo il test. Medicina perché? Allora, questa passione mi è arrivata con la scuola, già dal terzo anno, ed è da un po' di anni che mi sto preparando. Di Grisignano di Zocco? È la prima volta che fai il test? Sì. Sei già diplomata comunque? No, sono al quinto anno. È una vocazione che hai da tempo? No, in realtà l'ho sviluppata perché alle superiori studio materie sanitarie e quindi vorrei continuare anche all'università. Alla prova possono iscriversi da quest'anno anche gli studenti del quarto anno delle superiori. Di Rovigo. Come ti sei preparata e emozionata per questa prova? Beh, diciamo che molti degli argomenti li avevo già fatti a scuola durante le lezioni e non ho avuto molto tempo per prepararmi specificamente sul test, quindi vediamo un po' come va. 540 i posti disponibili a Padova, 90 dei quali nella sede di Treviso, ma potrebbero aumentare. Già dal prossimo anno l'aumento in toto sarà quasi più del 30%, per cui a Padova è molto probabile che oltre a questi 540 posti se ne aggiungano un altro centinaio. Questa prima finestra si chiuderà il 22 aprile, la seconda andrà dal 15 al 25 luglio. Una sfida per i ragazzi, ma soprattutto per le ragazze. Anche quest'anno, come ormai negli scorsi anni questi numeri si stanno assestando, sono molto di più le donne, quindi le ragazze che affrontano questa prova. A livello nazionale siamo quasi, non dico 3 donne su verso un uomo, ma anche a Padova i dati parlano chiaro, abbiamo più del doppio delle ragazze che affronteranno questa prova. È un'enorme possibilità, è una carriera molto lunga.